Il decreto prevede misure stringenti, forse troppo per alcuni, ma questa potrebbe essere la settimana determinante per capire l'andamento della diffusione del coronavirus in Veneto. Le maggiori preoccupazioni riguardano il numero di pazienti che potrebbero avere necessità di cure contemporaneamente. Il decreto viene fatto perché c'è un'indicazione dell'Istituto Superiore della Sanità e quindi non è che non c'è un problema, c'è un'emergenza sanitaria che deve essere affrontata. Dall'altro poi ci vuole anche il buon senso di affrontare le parti che del decreto non sono chiare, perché il decreto perfetto è quello del coprifuoco, no? Dove tu vieti tutto e allora sai che non scontenti nessuno. Faccio solo l'esempio delle messe e quindi delle chiese, che è una delle classiche condizioni nelle quali si è in grado di garantire la distanza tra i partecipanti alla messa. I locali sono grandi e quindi anche qui lì è stato risolto il problema. Adesso vedremo di capire se ce ne sono altri da affrontare. Se l'evoluzione sarà un'evoluzione sostenibile, si può parlare di un contenimento del contagio, quindi misure che funzionano. Se sarà un picco di contagio vuol dire che questo virus sta andando verso lo sfogo e dopodiché speriamo che inizi velocemente la discesa e di uscirne con pochi danni dal punto di vista sanitario. Il sistema sta rispondendo bene, nel senso ringrazio tutti gli operatori della sanità, sono 54.000 dipendenti, stiamo intensificando le postazioni di terapia intensiva, spero che non si utilizzeranno mai, che non penso proprio che questa è la speranza di tutti, però vogliamo essere pronti anche al fatto che se dobbiamo intervenire con terapie intensive su più cittadini che ne hanno bisogno, di essere pronti con le postazioni, con i respiratori meccanici, il che non vuol dire avere una visione tragica, vuol dire avere obiettività, perché come si programma molte cose nella vita, anche questo servizio sanitario deve essere all'avanguardia, visto e considerato che tutto il mondo guarda a noi. C'è anche l'impatto economico di un parziale fermo di 2 settimane per le imprese. I 3 governatori di Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto stanno per redigere una lettera in cui formulano delle precise richieste al governo. Visto e considerato che il momento è tragico, bisogna anche ad esempio attingere alla cassa integrazione in deroga. Molte imprese non conoscono la cassa integrazione, ma in questo caso se restano a casa i lavoratori, se non c'è lavoro, oggettivamente non è che puoi mettere tutti in ferie, ma bisogna anche pensare che comunque l'impresa debba uscire da questa crisi non morte ma vive. L'Europa che ruolo ha in questo? Chi l'ha vista? Mi sembra di capire che l'Europa non abbiamo visto niente fino adesso. L'Europa è una bella occasione per dimostrare di esistere, al momento non c'è. Una nota interpretativa del decreto l'hanno chiesta gli attrazionisti, gli imprenditori di giostre e Luna Park, una richiesta formulata direttamente al Presidente che hanno incontrato nella sede della Protezione Civile di Marghera.